Pronti per l'ultimo blackout, l'ultimo raggio di luce prima delle tenebre, il vostro nuovo mondo. Paralizzato nel ghiaccio mi sto pennando come un fossile. Scompaio in quest'era fatta di guerre e nubi tossiche, per ritornare in vita tra 5 milioni di anni e constatare di persona l'effetto dei nostri danni. Quando la razza umana sarà estinta ormai già da tempo, niente fabbriche, macchine, alti palazzi di cemento, solo giungle popolate da rettili e predatori, da scarafaggi, da insetti e da roditori. L'unica testimonianza del nostro passaggio qui saranno soltanto le antiche pietre del menhir, perché le acque dei mari sommergeranno i continenti con la furia dei venti e degli tsunami più potenti. 100 metri di onda adulta battuta sulle nazioni, devasterà città, piantagioni e popolazioni. I testimoni sapranno che questi eventi saranno solo esempi, che è giunta la fine dei tempi, che la nostra salvezza non è là fuori ma altrove, perché là fuori un mare di fango ma ancora piove. Ancora stanno lì seduti a discutere intorno a un tavolo, dove chi detta legge dovrebbe chiamarsi il diavolo. Il mondo è un cane che mangia quello che vomita, parla di pace sperimentando la bomba atomica. Le grandi nazioni fanno guerra per il petrolio, seminando solo morte, miseria ed odio. L'alfa, l'omega, l'inizio, la fine, dicevi lo spinato segnano quale confine. Le armi, i soldati, la fame, la guerra, l'effetto devastante delle bombe sulla terra. L'uomo, la storia, il futuro, il passato, non rimarrà più traccia di ciò che abbiamo lasciato. Il buio, la luce, il bianco, il nero, il mondo si prepara all'impatto con l'anno zero. Tutto è pronto per quest'ultimo blackout, il mondo prende fuoco, nelle strade regna il caos. Suonano i tamburi della morte e gli avvoltoi, questa notte sai volano sopra di noi. E quando scoppierà l'inferno sarà eterna oscurità, non ci sarà più vita, solo desert e città. Sprofonderemo in basso negli abissi del pianeta. Se c'è un diavolo che aspetta in questa terra maledetta, dal destino ormai segnato, il conto alla rovescia per la fine è cominciato. Niente, nessuno può fermare la distruzione, siamo morti che camminano senza una direzione, avvolti dal mistero come segreti di Fatima. Ci stiamo avvicinando a scrivere l'ultima pagina, perché non c'è ragione in questo gioco di potere, se non quella di uccidere l'uomo e farlo tacere. Così come nei film la differenza è che è reale, la polizia reprime la violenza con il male, ci hanno costretto a vivere rinchiusi nel terrore, da esperimenti scorie, guerre, sangue e dolore. L'unica vera certezza mentre è giunto il tuo momento è che non c'è salvezza in questa corsa contro il tempo, e le